Leveremo le canalette e porteremo l'acqua a pioggia. Addio storiche canalette in cemento che da sempre tagliano e delimitano campi e strade della Marca. I consorzi hanno ottenuto il finanziamento dallo Stato per eliminarle a favore di un sistema più efficiente e meno dispersivo dell'acqua. Vedremo la riduzione del consumo irriguo, che si evidenzia soprattutto nel levare le canalette e portare l'acqua a pioggia, cosa estremamente importante, porta a riduzione del 60%. Consorzi che oggi hanno firmato un accordo con le associazioni dei consumatori per una maggiore promozione tra i cittadini. Realtà venete che operano su oltre 45.000 km di condotte, considerando che un terzo del Veneto è all'asciutto grazie al sistema di controllo idrico. Organizzazioni che contano sul contributo di oltre 1.400.000 veneti, ovvero quanti possiedono proprietà interessate dalla gestione idrica del suolo. Cittadini che in molti casi non sanno il perché della tassa relativa o peggio confondono l'azione dei consorzi di bonifica con quelli di altri enti o amministrazioni pubbliche. Da qui l'accordo con le associazioni che rappresentano i cittadini consumatori. Credo che l'accordo che abbiamo stipulato oggi serva appunto per far crescere la consapevolezza e la responsabilità della difesa del territorio e regimare le acque che nel Veneto, presentano parecchie ancora criticità. Ecco, dal vostro punto di vista come consumatori, quello che chiede il consorzio come contributo è poco, è tanto, è giusto? Su questo dovremmo fare una qualche valutazione. Quando si pagano delle tasse sono sempre tante e quindi è troppo facile la risposta, ma io credo che non possa essere considerata una gran cosa quello che oggi chiedono i consorzi per l'attività che svolgono e che devono svolgere ancora più profondamente per difendere il nostro territorio.